Si narra che il marchese Malaspina, proprietario del castello di Bosa, geloso della moglie, la bellissima e dolce marchesa Malaspina, fece costruire un passaggio sotterraneo che dal castello conduceva alla cattedrale, in modo che la marchesa potesse partecipare quotidianamente alle funzioni religiose, senza essere vista da occhi indiscreti. Un bel giorno il marchese, uomo violento e inviso, in preda ad un raptus di gelosia, per un'immaginaria colpa di tradimento da parte della moglie, afferrò un coltello e tagliò le dita di ambo le mani della marchesa. Che ti è capitato? L'hanno sagato su spoddica. Ma chi è? A sta marchesa. Poite. Che issa l'ha posto su scorroso. Avvolse le dita in un fazzoletto e le depose in tasca. Dopo qualche ora, incontratosi con gli amici, scese in città. Dimenticatosi del folle gesto e avendo bisogno del fazzoletto, lo tolse dalla tasca, facendo cadere le dita di fronte allo sguardo esterrefatto dei compagni, che con l'aiuto del popolo lo incarcerarono. La leggenda non racconta che cosa avvenne alla marchesa, ma la fantasia del popolo narra che lo spirito della giovane donna errasse in quegli stessi luoghi, ove era stato soppresso il corpo, non potendo trovare pace per l'eternità.